Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandy Biel, che siamo due puntini ma visti da lontano, che attraversiamo il fuoco con due mojito in mano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera, io e te, Mandy Biel, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, Mandy Biel. E siamo tornati, siamo sempre in diretta su Tele Friuli. Oggi è mercoledì e poi è arrivato anche lui, dopo andremo a vedere chi è arrivato. Mercoledì 4 aprile, si avvicina anche la Pasqua. Caro zio, buongiorno e buonasera. Ah, siamo in diretta. Siamo in diretta. Buon pomeriggio a tutti. Un bentornato Grazie, qui grazie. a Mandy Biel, Eh? Bentornato a Mandy Biel. Sì, oggi è la 20ª puntata se non vado. Oggi è la... No, oggi è la 20ª puntata. Oggi è la 20ª. 20. No, 20. 20. Mamma mia. Sì, è partito anche il dentino. Comunque andiamo subito a salutare i nostri ospiti perché dopo... Ma cosa ti sei messo? Ah, guarda. Ma hai una fascia, ma cosa combini? Guarda, facciamo così, zio, lasciamo stare. Io voglio salutare intanto la Giulia e l'Alice. Buonasera e benvenute. Buonasera. Anche belle presenze, Mi sono dovuto munire di avvocati qua perché le tue barzellette stanno veramente rompendo la M, la minchia, no? Come tu dici e ridici un po' a tutti, quindi io mi sto tutelando perché le forze dell'ordine è partito, le forze dell'ordine ti stanno cercando, tu lo sai o no, zio? Quindi ho chiamato loro perché loro saranno quelle che mi tuteleranno. Perché tu dici le minchiate e loro... Vero ragazze, no? Vero. E loro mi difenderanno. Questo è quello. Comunque, un buonasera e benvenuto anche a Giacomo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. A tutti, perché sai che qua siamo tutti. E siamo in diretta, tutti e salutiamo anche Ivan P. Buonasera e bentornato Ivan. Ciao, Ok, Ivan. come state? Benissimo. Tutto bene. E te? Sì, dai, tutto bene. Perché? Bene, perché sto bene. Ma perché non sei arrivato adesso? Perché? Perché lo zio vuole sentire perché. Dai, facciamo sentire. Perché? E perché io voglio salutare anche Igor Pezzi, che regia, Igor! Buon pomeriggio, buongiorno. Buon pomeriggio anche te, come buongiorno stai? Buongiorno a tutti, bene, molto bene. Come state voi? Tutto bene? Benissimo, estremamente semplicissimo, come sempre, caro Igor. Sempre. Uno splendore. Comunque, caro Igor, io qua vedo lo zio con una bandinella qua. Ho visto, è una fascia quella da mister. Ma che fascia? Mister Atmosfera. Mister 2012. Attenzione, Mister Atmosfera 2012. Quindi l'hanno pompato lo zio. Sì. Sì. Ma dai. Ma dov'eri, zio? Ma dov'eri a fare sta roba? Due davanti. Ero in Sicilia. Quando ero in Sicilia. Ho portato il Mandy Biel anche in Sicilia. Ah, wow, che bello. Quindi lo porto dappertutto, lo sai. Sì, ma zio, ma questa fascia cosa mi rappresenta? Perché l'atmosfera a me ricorda solamente un noto locale di Bibbione. L'atmosfera. Ce n'è uno anche in Sicilia. Addirittura. Perché zio? Perché? Perché ce n'è anche uno lì. Perché sei diventato un Mister Atmosfera? Una bufala questa, è una bufala. No, è un capriolo. È un capriolo. No, perché mi trovavo in questo locale. Allora, visto che non c'erano belli, no, ero l'unico praticamente. In che senso? Che modesto. Allora, cioè nel senso che eri l'unico uomo oppure... Anche l'unico uomo, è l'unico partecipante. Cioè, hai capito? No, quindi... scherzo. Comunque c'è stata una sfilata hanno eletto delle miss e un mister e io sono stato eletto Mister Atmosfera 2012, che è il nome del locale. Il buongiorno si vede dal mattino. Guarda le prove, guarda. Ma ci sono anche delle prove, ma è vero, io non ti credevo, zio. Lo so che tu sei un coccion. Guarda. Senti, ma quanto è pagato qui per avere questa fascia? Ma quanto è pagato? Te lo dirò in privato. Poi. Perché sai che in Italia funziona così, Basta pagare. Lo so. Basta pagare e si ottiene, no? Ecco. Comunque, Poma, sì. La regia è un po' risentita dal viaggio in Sicilia, in particolare Luigino è risentito, ma io mi aggiungo a lui perché è andato in Sicilia, lo zio non ha portato lo zebibbo. Perché?
Ma lo zio, perché secondo me non era in Sicilia lo zio. Come non era in Sicilia, zio? Io voglio delle prove vere, magari, cioè, se lo vedessi con qualche giocatore del Catania, magari potrei credere che era in Sicilia. Anche del così. Palermo va bene lo stesso. Ma però, anche del Palermo. Però ti metto alla prova. Guarda che mettimi alla prova, Sai dai. che io documento tutto. Va bene, documentalo. Per favore, vediamo. regia, datemi la prova a questo zotti. Guarda. Lì sono io, quello lì. Guarda. Sebastiano Costa, cioè ti hanno fatto un articolo, zio. Leggi, sai leggere. Ma cosa hai combinato? Ma da qui mi è difficile leggere. Comunque Come? leggi. Da qui è difficilissimo. Sebastiano Costa, con la scusa di fare un salto in Sicilia, a riposto, che sarebbe il mio paese, che siamo noi stessi. A riposto? Se li stati riposti? Guarda, a salutare il fratello Paolo, è arrivato in tempo da Udine. Però. In tempo Con da Udine- l'Ibiza o senza? Quale Ibiza? No, L'Ibiza senza di Ibiza, Virgilio. l'Ibiza quella. Ma guarda tu. E magari anche qualche fotografia con qualche calciatore adesso. Vabbè, chiaro. Guarda che mi crescessero i capelli in questo momento, eh. Tutto. No, Loris, non puoi adesso. Ma non ci posso credere. Con le caro mio. grottaglie. Ma è stato lui a chiedermi una foto, sai? Perché ha detto, zio, di Mandibiele, fammi fare una foto con te che è così. Igor, non ho parole. Vaffanculo, va. Igor, Ma e questo chi è? E questo è Bellusci, un terzino. Terzino, assomiglia al fratello di Arnold questo qua. Comunque. Comunque, cosa ti hai chiesto? Nonno, ti ha chiamato. Ciao nonno. Anche lui, no, ma è sempre zio mi ha chiamato. Sempre zio. Sì, ho detto zio. È perché. Perché ti ha riconosciuto, insomma. Ma anche loro- comunque sei soddisfatto di queste testimonianze? soddisfatto, vorrei essere anche rimborsato adesso. Porca di quella troia, Come da- 500 euro. 500 euro così. Oh, testimoni tutti voi, Beh, Su questi signori. casi, 500 euro. Io li prendo, Igor, 50-50 dopo, come sempre, sai. Vai tranquillo, vai Metti la tranquillo. mano. Li diamo al tesoriere, al nostro tesoriere. Chi è il nostro tesoriere? Il nostro tesoriere è Loris. Ah, è Loris. Allora se non può entrare, per esempio. Non può entrare. Loris, non si può, non si può. Vabbè, ma- grazie. Cazzo. Ascolta, zio, però il prossimo viaggio in Sicilia Sì. andiamo assieme, ok? Mi porti anche me. Esposizione, tu dici quello che devo fare, io lo faccio. Benissimo. Via. Non ci sono problemi. Guarda, ancora delle foto. Guarda che foto. Comunque, caro Igor, veniamo al sodo perché oggi è una puntata veramente pepata, Perché? In che senso? Perché dopo ci sarà un video messaggio di Maradona. Tu sai chi è Maradona? Voi sapete chi è Maradona? Diego Armando. Incredibile, anche un suo video messaggio. Poi ci sarà che non me lo ricordo. la Spadino Compilation. Ci sarà il Bepi che viene qui a farci una prova del cotto. Perché? Stracotto e ricotto. mangiato. No, prima di mangiarlo tocca ricuocerlo anche. Cioè, una roba incredibile. E poi si parlerà della Pasqua, caro zio. Perché? Perché? Perché siamo giunti, cioè, tra 4 giorni è Pasqua. Voi sapete cos'è la Pasqua? 4 giorni. Eh sì. Sabato e domenica. L'8 aprile, tra 4 giorni, vedi, hai contato, pallottoliere. La Pasqua è quando il giorno che si aprono le uova, no? Non è proprio così. Giulia, Alice, cosa mi dite se vi parlo di Pasqua? Cos'è la Pasqua? E quindi? La Microfono. rinascita. E quindi? Microfono. La rinascita e quindi Quindi la resurrezione. Quindi La buona risurrezione Pasqua a di tutti gli Gesù. italiani, anche perché qua abbiamo anche Mario, che festeggerà la Pasqua con noi. Voi sapete chi è quel Mario? no, me lo chiedevo fin da quando sono entrata. Mario Monti, ti dice qualcosa? Sì. Secondo te perché è messo così? È per dare soddisfazione a tutti gli italiani. Lui davanti e dietro magari un po' tutti quanti, no? Compreso lo zio. Caro zio, quindi capito? Senti, aspetta, io volevo salutare chi ha fatto quell'articolo sul giornale della Sicilia, il giornalista sportivo Giovanni Finocchiaro. E lo ringrazio ancora della sua disponibilità. Quindi fino Ciao chiaro. Giovanni. Ciao Giovanni, ti salutiamo. E grazie, ma lo zio ha pagato? Ha pagato? In privato, queste cose non si dicono. Non si, ma possiamo, ma c'hai, in Italia si può rendere pubblico tutto. Beh, no, solo i politici quello possono fare. Solo i politici. In che Ah, senso? Hai capito cosa è successo, no? La famiglia, a quella famiglia lì. A chi? La famiglia verde, quella dei marziani. Ti viene da ridere, eh? Pronto? Allora sai cosa facciamo? Pronto? Lasciamo stare. Facciamo così, andiamo a vederci la Family Spadino Compilation, perché qui sta crescendo sempre di più. E mi raccomando, rimanete qui, mi raccomando, contributo. E allora, Mandi! Mandi! E allora, siamo al vivo là per Mandi! Mandi! Biei! Biei Biei! o Biel? Biei!
anche tu. Sempre. Signori, abbiamo la Miss Mojito al vivo là per Mandy. Anche tu, Mandy. Biei, sono in due, il Poma e Igor. Sì, ti piacciono entrambi, vero? Che disco? Sì, Mandy. Milo! Scusate, aspetta, Poma, scusami. Prego. Che risate. Vieni qua. Ti chiami? Daniele. Daniele? Massimo. Massimo, noi strappiamo un Mandy Biel. Mandy Biel. Non lo sai, tu non lo sai dire, scommetto. Mandy Biel. Bene, un Mandy Biel. Mandy Biel. Basta? Biel. Bene, Mandy Biel. Mandy! Non ce la fa. Mandy Biel. Viva là! Mandy! Biel! 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 Wow! Perché wow? Perché lui ieri è diventato papà. E allora si festeggia, viva il papà! Viva il papà Claudio. Mandy! Biel! Tuo nome? Alessandro? Mattia? Luca? Davide. E allora Mandy! La famiglia sta crescendo, sì, intanto è col tablet. E ricordiamo che dalla prossima settimana la famiglia Mandy Biel crescerà al Queen. Tu sai cos'è il Queen, caro zio? Il Queen. Il Queen, zio, ma dove vivi? Dove Qui o vivi? il Queen? Il Queen. Ho capito che la pronuncia è importante, ma le ragazze vogliono capire, voi sapete dov'è il Queen? Certo. Nota discoteca Udine. E lì la famiglia crescerà ancora di più grazie a Ma loro Spadino. sono giovanissime, capisci? Quindi sanno queste cose. Ma tu non sei giovane dentro? Sì, giovane dentro, ma fuori. Ma fuori sei quel che sei, caro zio. Oggi abbiamo anche un super sondaggio, tu lo sai? Super sondaggio, sei un come super quello della volta sondaggio. scorsa e mi taglio le vene. Vabbè, non tagliate perché se le tagliano gli italiani purtroppo, cari italiani, state Sondaggio. tranquilli. Però il Politico. sondaggio è questo, non No. è tanto politico. Ma quanti Perché soldi mi sistemo la servono al mese un italiano per poter vivere, campare, senza magari esagerare? Però quanti soldi servono secondo voi al mese per un italiano per poter vivere sereno? Quanti? Quindi scriveteci a mandibiel@telefriuli.it Oppure telefonateci allo 0432 57 35 17 per dire la vostra, perché qui siamo in diretta e ognuno può dire la propria. Caro Giacomo, secondo te quanti soldi possono servire a un italiano per poter vivere serenamente al mese? Ma non ho idea, ti dico che... Spara una cifra. 200 euro, forse. Troppo giovane per conoscere le spese di una famiglia. Ecco, bella risposta, questa è una gran bella risposta. Per te, zio, tu che hai una bella famiglia invece, quanti soldi potrebbero bastare a un italiano per poter vivere serenamente? Oggi? Oggi, al giorno d'oggi, sì. Vizi compresi? Ma lasciamo stare i vizi compresi, stare. lasciamo stare i vizi. Io penso una famiglia media di 3 persone ci vorrebbero almeno 2.500 euro almeno. E secondo voi, poiché siete giovanissime? Sì, anch'io non ho molta esperienza, ma forse sì, 2.000 euro a una famiglia di 3 persone. Anche per te, Alice? Sì, beh, chiaramente dipende anche dagli stili di vita. Poi comunque un ragazzo d'oggi, cioè i genitori secondo me tendono sempre di più a accontentare i capricci, cioè pur di accontare i capricci. Diciamo che lo zio ci diceva circa 2.000-2.500 euro per una famiglia media di 3 persone, ma per un giovane, esempio, un giovane che insomma ha la sua macchinetta, magari vuole essere indipendente e vivere fuori casa, di quanti soldi avrebbe bisogno per vivere sereno, senza far troppo lo sborone, si può usare questo termine, no? Un giovane? Sì, un giovincello. Beh, sicuramente se vive fuori, se studia fuori, sicuramente come minimo 500 euro al mese è poco per un ragazzo, nel senso pagare l'affitto, pagarsi da vivere, cioè vanno 1.000 euro comunque per un... È una spesa che molte volte i genitori si vanno anche a incollare. Tu, caro Igor, cosa ne pensi? Quanti soldini servirebbero a un italiano medio per poter campare un mese? Al mese, quanti soldini? Beh, penso dai 1.500 ai 2.000 euro minimo. Dopo dipende che spese ha. Se uno vive da solo, ha affitto, auto, a tasse, a bollette, a tutte queste cose, questo è il minimo, senza andare a far cene e cenette, comprarsi jeans all'ultima moda
o comunque un tenore di vita basso, adesso ci vogliono minimo 1.500 euro. Con un profilo basso. Sì, Quindi, per chi vive da solo, secondo me. cari amici di Mani Biel, è aperto il sondaggio, quindi scriveteci a manibiel@telefriuli.it o telefonateci appunto allo 0432 57 3517 e fateci sapere con quanti soldini si potrebbe vivere al mese. Poi se avete qualche rimedio per guadagnarne di più. Scusa Poma, tu l'hai chiesto a tutti, ma tu invece... Beh, anch'io direi che, diciamo che ho una famiglia, condivido con te che una famiglia di 3 persone servirebbero almeno 2.500 euro al mese, almeno. Per un ragazzo, non so se con 1.200 euro al mese riesce a campare, forse se a casa ancora di papà e mamma forse potrebbe campare, senza grossi vizi e stravizi, ecco. Tutto lì, purtroppo la vita costa, la vita costa. Anzi, potrebbero portarci le loro esperienze, dirci proprio le loro esperienze, così potrebbe essere una situazione di confronto. Però purtroppo in Italia la vita costa troppo, secondo il mio punto di vista, per come ci fanno anche vivere. Poi se ci adattiamo va bene tutto, però non si vive bene in questo stato. Purtroppo è successa una cosa spiacevole proprio ieri o l'altro ieri, con una signora gli è stata ridotta la pensione di 200 euro, da 800 euro gli hanno decurtato 200 euro e questa signora si è buttata giù dal secondo piano ed ha perso la vita, quindi sono cose veramente spiacevoli. Comunque, giriamo pagina, la voltiamo a correzione e noi vogliamo la barzelletta, zio, parliamo di cose belle, una barzelletta, zio, una barzelletta. Se paghi, zio, ti arriva la barzelletta, Se paghi, paga, zio. Lo zio ha dimenticato gli appunti, No, caro Alberto. Caro Alberto, Non noi è sappiamo che tu oggi non ci sei, ma io lo so perché tu non ci sei, è perché lo sappiamo io e Alberto perché, ma dopo andremo a svelare dopo la pubblicità il perché tu non sei qui con noi, Dopo ti facciamo una sorpresina, Alberto. Comunque io non mi faccio sorprendere perché non per niente ho i 50 anni suonati e quindi di esperienza ne ho. Suonati. E perciò io le qualità le ho e le barzellette posso anche dirtele lo stesso. Allora, capito? attenzione. Dici la barzelletta su 2 mani, ragazzi, sulle mani per favore, la barzelletta dello zio, sulle mani. Su 2 mani. Di solito la fai su 2 piedi, noi alziamo le mani, facciamo zio, le no? mani. Beh, allora, in paradiso, giusto? Ogni Scusami, zio, ti interrompo, quello fiscale o no? Dai, qua non c'entra la politica. Va bene, non c'entra la politica. Il paradiso quello. E lì, mi chiama lo zio. Boss, volevo attirare la tua attenzione, no? Allora, ogni 1000 anni Dio manda San Pietro sulla terra per vedere cosa fanno gli uomini. In che senso? Nel senso che vuole sapere cosa fanno. Allora, San Pietro va giù, fa un po' di sondaggi, insomma, e porta delle notizie terrificanti a Dio. E gli dice, ammazzano, rubano. E poi dice, quello che mi ha sorpreso di più è che il 37% degli uomini sono idioti e sono contenti di esserlo. Dice, questa è una cosa veramente che mi stranizza, no? Allora, Dio gli chiede a San Pietro, cosa possiamo fare per queste persone qua? Perché? Perché così. E allora San Pietro suggerisce, possiamo mandare una lettera personalmente scritta da te e così, insomma, le diciamo che quando sarà il giorno del giudizio universale, queste cose qua sono gravi, insomma. E Dio dice, sì, è una bella idea, però facciamo al contrario. A quelli che non lo sono, che non sono idioti, stupidi, gli scrivo una lettera direttamente dal mio pugno, così facciamo i complimenti a queste altre persone, no? E sai cosa c'era scritto in questa lettera, Poma? No, io non lo so, voi lo sapete? E perché non l'avete ricevuta? Eccoci qua. Una delle solite barzellette dello zio. Vabbè, facciamogli un applauso, zio, gli facciamo un applauso. Caro zio, ma lo sai che la Rai finalmente ha pagato Adriano Celentano che fa partire i bonifici? Finalmente! Ho sentito questa cosa. Hai sentito? Ieri c'era polemica. Che fine hanno fatto i soldi di Adriano Celentano? No? C'è chi si domandava, ma ce li ha, a proposito di tesoriere, Claudio Mori? Qua nessuno aveva ricevuto la beneficenza. Possiamo fare un appello ad Adriano, se telefona, se chiama. Magari ci dice come stanno le cose, qual è la verità, anche perché il TG.com di oggi, delle 12:57 circa, ha scritto questo: tutto bene quel che finisce bene. Dopo che Roma aveva sollecitato il clan Celentano
per devolvere il cachet di Sanremo alle famiglie bisognose, come era stato promesso, ecco che la RAI ha consegnato, dopo meno di 24 ore dell'appello, udite udite, qui scrivono i 700 milioni di euro al moleggiato. 700 milioni di euro. Io spero che non sia vero, perché sono tanti 700 milioni di euro. Sono sempre meno di 1 miliardo. Sicuramente gli amici del TGcom24 del sito hanno fatto la media, se ha fatto un errore. Comunque Adriano Celentano ci svelerà se sono arrivati veramente 700.000 o 700 milioni di euro. Cercate di rintracciare il nostro carissimo Adriano. Pronto? È il moleggiato in linea. Addirittura, silenzio, signori, ce l'abbiamo solo noi, il moleggiato in linea. Adriano Celentano, pronto? Attenti. Pronto. Adriano, buonasera. No, vi stavo chiamando perché sono vicino a voi. Sono qui a una festa in Carnia, che poi voi siete anche lì nella città di Udine, quindi siamo molto vicini. E allora c'è un signore qui, un signore grosso che dice di essere il direttore della vostra rete e mi ha detto che oggi fa gli anni e allora siamo qua. Ma io volevo arrivare qui. Che cosa? Io avevo detto che dopo la pubblicità c'era uno scherzetto per il caro direttore e quindi il direttore ti ha anticipato e ci ha anticipato. Questo non lo so, sono qui e mi diceva che compie gli anni e io dicevo ma tu chi sei? Perché io sono Celentano, ma tu chi sei? E allora mi ha detto che è il direttore della rete dove fate quel programmino lì e mi sono ricordato che mi rompete le palle ogni mercoledì pomeriggio e ho detto dammi il numero che provo a chiamare. Senti, ma sei contento che ti sono arrivati finalmente i soldi? È vero o non è vero quello che scrivono qui? Perché? E che cosa hanno scritto? Hanno scritto che ti sono arrivati i 700, addirittura, udite, 700 milioni di euro c'è scritto qui. Probabilmente c'è stato qualche errorino perché con 700 milioni di euro Sanremo lo presentavo io. E forse qualcosina in meno. Senti, quindi è dato tutto in beneficenza? Non lo so, sì, perché l'accordo era questo, che io prendevo quei soldi lì e poi dovevo darli io in beneficenza. Cioè, o meglio, la Claudia doveva provvedere a mandarli in beneficenza. Ma non è che se l'hai intascata Claudia non ti ha detto niente, Adriano? Ma che cosa è successo? Cioè, dove sono finiti i soldi miei? Magari una ristrutturazione di una casa, sai come funziona quest'oggi, no? Piccole spese, magari. No, allora, attenzione a non confondere le cose, perché poi io i giornali li leggo e ho saputo cosa è successo lì a Umberto Bossi, però non è la stessa roba, Cioè, i miei soldi sono andati in beneficenza. Ma anche in quel caso sono stati dati in beneficenza. Comunque Adriano, lo zio ha qui una fascia, non so se tu hai la possibilità di vederlo in streaming, sul sito Udine Eventi, ha la fascia di Mister Atmosfera 2012. Adesso mi prende per il culo Adriano, so io. Che roba è? Adriano lascia stare, dai, no. Tanto non vedi poi, perché non vedi, no? Dai, che roba è? Cosa? È quella fascia lì, ma è una fascia di Mister. Ma la vedi Adriano, sì? No, non la vedo perché siamo... Aspetta, ma il direttore ha il palmare qui e riesco a vedere la televisione, sì. Ah, ecco, la vedi? Cosa leggo? Mister Atmosfera. Sì. Cosa stai pompando le gomme? Cosa stai facendo? No, dai, poi adesso è lunga la storia. Comunque l'abbiamo detto all'inizio della puntata, se tu non eri attento... No, perché il vostro direttore, che è una gran brava persona rispetto a voi, mi ha offerto un bicchiere di male qui in Carnia. E allora non avevamo tempo di vedere il programmino vostro lì che partiva, capito? Senti, che bicchiere di cosa ti sta offrendo il direttore? Bicchiere di? Questo qui è un Cabernet Franc, però non so di quale azienda. Ah, bene, è bene. un vino tipicamente friulano questo, il Cabernet Franc. Sì. Senti, il tuo amico Morandi ha fatto delle dichiarazioni. Tornerà insieme a te, ma non è detto che sia in Rai. Magari venite qui a Telefriuli, tu e Morandi prossimamente? Ma no, lui lo sai che parla sempre come un ragazzino, sei ai tempi del clan, che ti dico come si fa questo mestiere e non capisce niente. Ma vabbè,
Adesso vedremo cosa succede, non lo so ancora. Va bene. Ascolta, hai ospiti in studio lì? E qui abbiamo 2 avvocati, 2 futuri avvocati, ce ne sarebbero 3, ma una è un po' timida e si è defilata. Abbiamo la Giulia e l'Alice, direttamente dal Paese delle Meraviglie. Ah, ho capito. Avete qualche domanda da fargli ad Adriano? Le 2 ragazze della scorsa settimana. Quelle lì sono rimaste a casa, ci stanno guardando, torneranno prossimamente. Ma perché queste non ti piacciono? Guarda che tacco, guarda che scarpa. Guarda la Giulia lì, visto che parlavamo di scarpe l'ultima volta. Adesso che non c'è la Claudia vicino a me, la Giulietta non è niente male. Però va bene, dai. Senti, e di questo qui cosa dici di questo? Guardalo. Fammi vedere un attimo. C'è Giacomo, guarda, un bel primo piano a Giacomo, guarda che occhialetto, guardalo. Quello te lo tiri tu. Anche questo? Vabbè. Allora Giacomo, tu devi rimanere qua, Adriano non ti vuole. Caro Adriano, comunque noi se viene a Telefriuli noi i soldini ce li abbiamo, questa è una minima parte, guarda. A noi ce li stampa la Tecnocopy Buri. Se no metti i sottotitoli che non ti si capisce. Ho detto, se vuoi venire a trovarci a Telefriuli, noi ti paghiamo che i soldini li abbiamo. Bene. Bella notizia, casomai mi accordo col direttore. Adesso arriva il taglio della torta, vi saluto. Ciao Adriano, ci sentiamo prossimamente su questa emittente Telefriuli. Avete visto? Anche Adriano Celentano. Quindi, caspiterina. 700 cucuzze, Stiazzi, 700 cucuzze, Andate in beneficenza. A noi niente. Io ne ho niente. 700, 900. Ma secondo voi la beneficenza di Adriano è fatta col cuore o è fatta... zio, no! Fermati, con... No, perché? Con perché? Con Sacchiapone è fatta. Ma sicuramente è facile fare beneficenza quando si sta bene, ecco. Ma c'è una frase a questo proposito perché dice è facile essere gay col culo degli altri. Tu però ce l'hai con i gay, ma perché? No, Cioè, ma no, io non... perché è facile. Ma tu capisci quando parlo? Metti io metti i puntini sulle i come piace a te, Ho detto, è facile essere gay col culo degli altri. È facile, via. E avanti. Quindi cari amici, avete capito dopo la prima mezz'ora che questa sarà una puntata veramente esplosiva. Quindi, visto che Adriano ci ha anticipato ed è lì in Carnia con il direttore, io saluto tutta la Carnia, grazie al nostro direttore Ivan P, direttore musicale, tutti insieme per il direttore. In inglese o in italiano? In inglese, caro. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Terrasso. Happy birthday to you. E auguri anche al nostro direttore Albertone. Non vogliamo sapere quante candeline spegni, però sicuramente qualche taglietto insieme ad Adriano Celentano lo stai bevendo, quindi bevine uno anche per lo zio, che ne ha bisogno. No, lo zio lo berrà col direttore, alla fine della trasmissione andiamo al bar, no? Almeno. Al bar, tocca andare su in Carnia, sono tutti in Carnia. Ma verranno giù per le 4, a che ora finiamo? Alle 4. Finiamo alle 16 come sempre, 4, quindi alle 16. Vabbè. Mamma mia, speriamo di finirla presto anche questa puntata, mamma mia. Sentite, rimanete sempre solo qua. Sì. Giulia e Alice, mandateci la pubblicità però, mandatecela voi, dai, inviateci la pubblicità. Come fareste? Guarda, si stanno mettendo d'accordo. 2, anche. 1, pubblicità. Rimanete qua, mandi Biel. È tutto un work in progress. No, Loris non può entrare, sono entrati già altri ospiti. Per favore, risiamo in diretta. Siamo sempre su Telefriuli. Il nostro programma è Mandi Biel, come ogni mercoledì pomeriggio. Ed è suonata anche la ricreazione qui, Perché la ricreazione? Perché? Perché tra pochi istanti, io ve l'avevo annunciato prima, no? Avevamo la rubrica del cotto, stracotto e ricotto. E sono arrivati qui. E sono loro. Il Beppe è arrivato. Buonasera signori! Ma come dice il direttore? Buonasera, come andiamo? Caro direttore, aveva ragione, questo non è un porto di mare. Buonasera signor Jerry Scotti, come siamo? Non sono Jerry Scotti, sono il Poma. Vedo sempre il suo programma là, il Titini un Clop lì, come si chiama? Beviamo un got, com'è che si chiama? Quella roba lì, Mandi Biel. È bella.
Devo salutare anche lo Signor sbronzo. Beppi, Signor Sbronzo, ciao, buonasera. Beppi. Senta, Lo zio d'Imponzo, non è lo sbronzo. è d'Imponzo, buonasera d'Imponzo. Allora, senta un Buonasera, pochettino. benvenuto. Questo è il mio assistente, caro Pippo. piacere. Allora, siccome avevo poco posto, Ma mi aveva detto che mi portava un assistente napoletano, perché dopo avevo sono il- napoletano. lui è molto napoletano. attenzione, perché dopo abbiamo il contributo di Maradona. Se Maradona, Diego Armando, non ti riconosce, tu cosa sei? Napolitano. È No, è napoletano. Capu. È napolitano come io sono valdostano. Anche io. Ci siamo già capiti. Senta, in queste settimane qua ho... Senta, intanto le mani non me le metto addosso perché qui ho l'avvocato, Quali? 2 avvocati, Alice e Giulia. Buonasera, mi tocca scappare, grazie perché sono... Allora, mi senta un piccolino. Allora, io so già dove ho visto quell'uomo lì, sa? Quell'uomo lì l'ho visto, era quello che si insaponava nelle compagnie delle Indie, in quella pubblicità. Ma non è lui, non è lui. Non è lui. Allora, senta, allora, intanto vi presento. Intanto, allora, ma siamo qui. buonasera, piano. Buonasera. Piano, Intanto, piano. con calma. Buonasera a tutti. Salutiamo la signora Buonasera. che ci sta guardando la casa. Chi è? Sua moglie. Mia moglie, siete la Montate Sereni, buonasera, come andiamo? La montata essere- La Montate Sereni, mia moglie, e lavora lì, e cosa a metà armadi? Sì. Quella roba lì. È sempre una questione di legno, di seghe, giusto? A proposito di seghe, come No. andiamo? Non si- Ma oggi siamo qui per far cosa? Per far cosa? Allora, oggi veniamo a proporre insomma i nostri... Anch'io voglio vedere, ti metti st'armadio davanti, Vieni, non vedo niente, scusa. Vieni qua vicino, ma puoi vedere dal video, zio, puoi vedere dal video. Anche qua si beve, vero? Perché No, io conosco... qui non si beve, Perché beve solo il direttore. Conosco una trasmissione particolare, è molto seguita, il giovedì, la Radio Perse. La radio a pezzi. Sì, che c'è anche il direttore, Igor quella Frizzi. è in radio. Sì, vabbè. C'è Igor Pezzi. Allora, sì. Igor Pezzi. Ogni Frizzi! giovedì, no, Pezzi, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 22 su Radio 22. Fantasy. Allora, io direi di andare avanti perché sennò abbiamo poco tempo. Insomma. Appunto, Allora, iniziamo. Igor, ma blocca le porte, Igor. c'è il andiamo avanti. direttore? Non c'è il direttore. Igor Pronto, Pezzi. Beppi? Oh, signor Frizzi, buonasera! No, magari Come fossi siamo? Frizzi, sono pezzi, basta. Lui fa la trasmissione, la faccio a pezzi. La radio a pezzi. Pezzi. Buonasera. Beppi, mi raccomando, comportati bene. Come? Comportati Si bene. deve comportare bene. Il tempo Sì, stringe. infatti, siccome abbiamo troppo tempo e cose troppe per fare, allora, cosa ci ha portato vi presento qui? subito il mio assistente, viene dalla Rimandia, che Dalla Rimandia viene. Dalla Rimandia, Buonasera. Buonasera, Alessandro. L'unico serio, lui lavora in segheria, fa le pizze al trancio e fa Al trancio. al trancio. Vorrei sapere da dove viene tutta sta gente che sega perché. Allora, torniamo a noi, tira fuori pure tutte le ingredienti. Abbiamo insalata, si può anche Che tipo di insalata? insalata. Poi andiamo avanti, abbiamo la farina. La farina, ma questa farina, insomma, voi tutti sapete cos'è la farina, no? tutti noi sappiamo cos'è la A farina. Voi volte sapete si cos'è la sacchi farina. e a volte sì. Boh. Ma è di tipo 00 quella farina. Sì, andiamo avanti. Allora, Io spero che Bettina in questo momento non ci stia guardando. Cara Bettina, noi non c'entriamo niente qui. Allora, noi facciamo il farcito dell'amore. Il farcito dell'amore. In che senso? Allora, abbiamo Loro bisogno fanno di il tutti i farcito contenitori. dell'amore, signore. Allora, è molto. Venga. Se vuole venire a creare. A me piacerebbe sentire la sigletta, Allora, una bella sigletta. una bella sigletta. Caro Ivan, una io bella, so che le può fare. una bella seghetta, via. Dai. La seghetta è qua, la seghetta. Adesso vediamo cosa combino Sai in sapere diretta. che cosa signori. mi tocca fare per guadagnare. Avanti. Allora, Ma cosa tocca fare a noi? Ma cosa ci vuole preparare allora? ancora, ma siete. Sì, dica, allora, noi non capiamo bene quello allora, che dice tante volte. andiamo subito. Si chiama il farcito dell'amore. Ah. Dove siamo? Dove siamo? Il farcito dell'amore. Mi sembra di essere, non so, Alle dalla cose. Clerici un pochettino. Cos'è? È Vabbè, una- andiamo avanti. Allora, il farcito d'amore, ingredienti: farina, insalata e segatura. La segatura, voi vi chiederete voi, perché vi chiederete voi. Però andiamo avanti. Allora, la segatura. Perché ce lo chiediamo? Perché La signori? segatura ha delle proteine così che ho letto su Ficus, quel giornale Ficus. Su Focus? Sì, grazie. Ficus è diciamo, un giornale interessante perché insomma dice tutte cose. Ho letto della segatura che contiene queste proteine che combattono insomma la zona erogene, combattono le zone erogene e aumentano la dentatura. Così c'è scritto. Invece dopo una settimana da 32 ti passa a 34 denti, insomma così. Vabbè, alto la sudore, andiamo avanti. Allora,
Prendiamo la farina, mi aiuti magari così, magari. Ci sbattiamo un po' di farina, insomma, la alimentiamo con qualcosa. Un po' di acqua. Ti ho detto acqua. La prossima volta c'è grappa. Un po' di grappa, vabbè, dalle nostre parti la grappa ormai è diventata di moda anche. Si prende un po' di lattuga della Valle degli Orti, ok? Si prende qualcuno a casa sta vedendo, spero. A casa stanno tutti guardando quello. Si prende la segatura, attenzione, bisogna tagliare molto, molto bene perché bisogna tagliarla molto segatura. Allora, si sbatte molto decentemente, un pochettino, sì, ecco, un pochettino così. Diciamo che siccome abbiamo troppo tempo per fare questa cosa qua, noi siamo già arrivati con la cosa, già pronta. Cioè, praticamente voi l'avete già preparata a casa. Sì, noi l'abbiamo preparato a casa perché sennò qui non abbiamo un forno. Quindi, caro Igor, voi avete capito come si prepara questo farcito dell'amore, no? Sì. Questo fagottino. Io penso che nessuno. Secondo me Igor è andato di là a prendere appunti. Igor, ha preso i punti Igor, va bene, sono 20 sulla patente. Allora possiamo andare avanti andiamo in conclusione. Cosa nasce? Allora, cosa nasce? Oh mio Dio, cosa nasce? Ecco, questo è cotto. Ecco, questo è cotto e sta cotto. Buonasera anche a voi a casa, potete guardare, insomma. Questo mancano le ciliegine. Ma è commestibile? Manca la ciliegina sulla torta, mi raccomando, portatevi dietro sempre 2 Fisher perché così resta duro va tutto bene, va bene? Ed è finito la Senta, presentazione? volevo dire una cosa, mi scusi. Allora, signore, deve stare attento, signor Pippo, perché se arriva qui la Belle Arti che vede lo zio, chiude un bar a burattini sullo si chiude tutto. Perché? È un po' sul grigiasso. Ma visto che lo zio ha 34 denti, possiamo fargli assaggiare il tutto adesso? E infatti, allora questo è per lei, lo divida con io lo farei mangiare allo zio. Signor Struzzi, e un po' questo qua è un po' per lo zio, un po' per Luigino che sicuramente ha sempre denti Luigino. Toma? Sì, Luigino. Quando uffici sono quelli della scenografia? No. Adesso non andiamo troppo a vedere le cose. Cioè, io lo presento così e faccio un figurone, secondo lei? Lei non fa un figurone, lei fa un figurino perché. Senti, allora. Deve dimostrarmi che è buono adesso, che è commestibile. E infatti, guardi le ragazze, soprattutto questo è. Così vedi se è buono. Questo è il tocco magico perché questo è l'abete Marpiumus. Diciamo che questa segatura qui in più dà il tocco magico. Allora, direi che abbiamo finito. Noi abbiamo finito. Voi avete finito? Sì, lui è un po' emozionato perché è la prima volta che. Ma come mai va davanti a voleva tagliare la televisione? Con la sega, magari. Cosa volevate fare? Qui avete fatto un disastro. Dai, non è un disastro, dai, la prossima volta. Pezzi, è l'ora dello spuntino. Se qualcuno vuole venire a fare. Che se qualcuno, se sono gli amici delle merende ancora, si potrebbe fare ancora. Ma secondo me, io direi. Secondo me non abbiamo. Loris, in questo momento non puoi entrare, a meno che tu non voglia mangiare questo fagottino, ma non è il caso, non è il caso. Credevi di avermi spaventato, con la tua faccia da stupido, ci vuole altro. Ma da dov'è sta gente qua? È fuori, Loris, che senta, secondo me spacca su tutto e mangia il fagottino. Allora, la prossima volta presenteremo un minestrone. No! Sì, un minestrone. E abbiamo fatto assaggiare quello dell'olio cuore, non salta più la stazionata, adesso passa per sotto perché. Passa per sotto direttamente. Allora, facciamo così, signor Beppi. Sì, prego. Allora, grazie per questo angolo del cotto. Stracotto e ricotto, come possiamo vedere, facci vedere perché sono ripetutamente mi raccomando a Robolings di Rubignac che troverete anche dopo lo zio e Luigino mangeranno. Luigino deve mangiare. Io lascerei qui il suo assistente. Sì. Lo lascerei qui perché è una bellissima presenza. Pippo, abbiamo una sorpresa. Gerry Scotti, mi scusi. Abbiamo una sorpresa, lui ha preparato una cosa per voi. Tra poco, quando andiamo in papalà, come si chiama? In pubblicità. In pubblicità. Ma perché non possiamo far vedere adesso ai nostri amici che ci guardano a casa? L'abbiamo lasciato lì per terra fuori. Quindi lo vediamo dopo. Quindi attenzione, dopo ci sarà la sorpresa. Allora, caro Beppi, adesso potrebbe accomodare. Vediamo una pizza enjoy. Pizza enjoy. Sì, ma c'è anche una. Venga qui a proposito di pizza. Io la devo salutare tra poco perché noi. Adesso vediamo. Intanto si sieda qua così continuiamo questa fantastica puntata, la puntata numero 20, caro zio, insieme ai nostri 2 amici che sono stati gentilissimi per questa rubrica che spero che continui, no? Non è tanto gentilissimo, sarebbe anche 50 euro perché sono. Vabbè.
sarebbe 50 euro. Noi paghiamo. Noi paghiamo un centello a testa. 50 a te, 50 all'assistente. Allora, 50 erano 100, 50 a te, 50 a voi. Grazie, molto E non se ne parla più. A posto? Cari amici, io vi avevo annunciato che prima ci sarebbe stato anche un videomessaggio da parte di Diego Armando Maradona, da un buon napoletano, che poi napoletano tanto non è questo. Sì, è un po' vicino. E di vicino. Rimandia. E quella roba lì, avete capito tu? E di? Della Rimandia. E della Rimandia, ma Rimandia forse lei intende Romania. Rimandia, lasciamo stare, Rimandia, il più bello che ci sia. Terza media, A scuole alte prendeva l'ascensore? Direttamente alla Fagaglia University City. La scuola degli asini allora, diciamo. Non mi offenda. Io non lo offendo, signor Beppi, però poi dopo io mi sono offeso, dopo mi sono offeso, mi tocca andare via. L'unico offeso qui era un certo Diego Armando Maradona, no? Che ha lasciato delle dichiarazioni molto importanti che adesso andiamo a vedere in questo videomessaggio. Diego Armando Maradona per noi, Ciao, sono Diego. Io non sono mai stato un evasore fiscale ed ho sempre pagato tutte le tasse che conoscevo. Non sono mai stato condannato dalla Cassazione e voglio chiarire per trovare una pace finale con il fisco e con tutta l'Italia, mettendo fine a tanti equivoci ed ingiustizie fatte contro di me. Il mio desiderio è quello di ritornare in Italia ed abbracciare i napoletani e a tutti i miei amici che vivono in Italia, perché mi hanno fatto perdere 20 anni, tanti anni d'amore che io ho dato in campo, perché sempre ho avuto ragione, perché io non le devo niente a nessuno, io non le devo niente a nessuno, per quello il mio rispetto per la giustizia italiana e il mio rispetto per tutta l'Italia, il mio rispetto per tutta l'Italia, il mio rispetto per tutta l'Italia, il mio rispetto. Abbiamo qui Maradona perché? Hai visto Diego Armando? Perché lui voleva rispetto, quello che ha avuto nel lontano 8 luglio del 1990 durante una finale della Coppa del Mondo. Erano a Roma, e si giocava Argentina contro Germania Ovest. Vediamo il perché. Caro Armando, 22 anni fa cosa successe? Lo fischiavano, ma lui li amava e vuole tornare qui per dichiarare il suo amore per gli italiani, l'amore che ha dentro, l'amore che vuole esternare. Ecco, Mandi Biel ci sta dicendo in questo momento il labiale. No, ma non è Mandi Biel, ma allora non ci ama. Ma allora fermiamo tutto, regia. Non eravamo d'accordo così con Armando, caro Beppi, ma cosa stava dicendo? No, diceva proprio porca di siamo proprio vicino delle delle aspettative. Quindi? No, lo dice in argentino. No, in Romania. Quindi che ci vuole bene. Cioè, ci vuole bene. Ci vuole bene, Diego Armando, noi ti salutiamo, ma Armando Maradona ci vuole bene o non ci vuole bene? Vuole tornare in Italia lui, però ha qualche pendenza, così dicono, caro Giacomo. Così dicono, mi domando se anche lui abbia qualche cosa ristrutturata a sua insaputa. Ma lasciamo stare, queste sono cose che magari verranno fuori prima o poi, perché in Italia è tutto un grande pentolone, no? Basta muoverlo, zio. In che senso? Zio, sei rimasto un po' dalle dichiarazioni. No, io pensavo, siccome si leggeva il labiale. Ecco, cosa leggevi tu nel labiale? Il labiale, hijo de puta, insomma, si leggeva. Allora mi è venuto in mente. Ma è argentino questa? Allora mi veniva l'imponzo. Mi veniva in mente che il muto alla moglie ha fatto indossare il perizoma al contrario per leggere meglio il labiale. Stavo pensando e pensavo, capisci? Allora i grandi dubbi, Incredibile. Caro Beppi, hai capito cosa ti tocca sopportare? Cosa? Cosa ti tocca sopportare? C'ho la farina dentro l'orecchio. Aspetta.
La farina dovrebbe essere... Eccola qua. Allora, io penso che l'hanno sentito tutti i canali della zona. Tutti, ma proprio tutti, perché qui noi siamo in diretta televisiva e possono guardarci anche senza televisore. Sa perché? Ci si può guardare anche in streaming sul sito udineeventi.it. Perché? Anche noi abbiamo Perché siamo avanti, grazie a Gian Domenico e a tutti gli amici di Udine Eventi possono guardarci in tutto il mondo. Che bella giornata oggi. Anche Canale mi fa venire in mente un'altra storia. E allora raccontiamo. No, perché no? Perché le gondole per cambiare canale usano il telecomando. Perché? Ma vaffanculo, va. L'ha capita questa lei? Signor Beppi, l'ha capita? Signor Beppi, per fortuna che ha finito. Lei l'ha capita, lei? Non tanto. Non tanto. Zio, qui è un ni, sì, lui non l'ha capita, non l'ha capita. Io sono della Romandia. Allora senti, lui è della Romandia. basta con gli scherzi, Romandia. basta con gli scherzi. Caro Ivan, tu hai fatto lo scherzo allo zio, è arrivato il foglio, lo zio non ha pagato, ma glielo diamo noi, perché qui ha tutte le battute, lo zio finalmente... Non è vero, non sono battute, sono degli appunti che non mi sono serviti. E allora, e quindi secondo me, caro zio, servono perché sono le 15:15 e siamo ancora qui. Quindi perché? Su due mani, perché? Perché vogliamo sentirne una delle tue. Perché? Allora, un amico molto avaro è stato ospite per più di un mese da un altro amico e per un mese ha mangiato, bevuto, sbafato, non ha mai pagato un centesimo. Bene, fine della vacanza lo accompagna in stazione. Allora avevano tempo, ancora un po' di tempo e l'amico fa, dice, senti, andiamo al bar, dice almeno ti offro qualcosa al bar, no? E quando va per pagare l'avaro, no, anzi l'amico continua sempre lui a andare a pagare e l'avaro lo blocca, gli dice no, cavolo, sono stato un mese a carico tuo, hai sempre pagato a te, dice stavolta per favore tiriamo a sorte. Finita, eh? Cioè, avete capito? Qui nessuno Era un servizio del TG per caso. Io Caro non, Beppe, lei ha capito, quindi zio, Bene. posso darti questa, zio? Dai, che devo tienila fare? in mano, fa tutto Ivan P adesso. Ivan. Eccoci qua. Vuole favorire? Caro Beppe, mi racconti un attimino come sta Nessuno vuole favorire. Nessuno vuole Beppe, favorire. vuole favorire lei? Io so che vi seghe già me ne intendo, lei continui con le Vuole favorire? Senta, noi oggi... Una seghetta. No, io non favorisco, Perché hai zio. paura? Io sono timido, saluto anche Cristina, Ciao Cristina. Vabbè. E Ma senta, quello caro Beppe, dietro si chiama Cristina? quello dietro si chiama quando lo chiamano? Lei vuole chiamarlo? No, non sapevo, il cameraman si chiama Cristina? Non si chiama Cristina. Vado avanti, Vado avanti che meglio. Oggi abbiamo fatto un sondaggio. Falegname Il impazzito, sondaggio tira è una ancora- sega a un passante. È ancora in atto. Quanti soldini servono al mese a un italiano per poter campare, per poter vivere serenamente? Io non lo so, vado avanti, insomma, più seguo, più soldi arrivano, insomma. Lei più sega e più soldi arrivano. Un po' come il signor Coronetta di Foggia. con il nostro zio, insomma. Lo sai che lo più zio seghe vanno avanti, più... è uno che guida le locomotive. Il signore qua, è un piacere, insomma. Attento. È del Trotto Italia, lei come si chiama? No, È del Treno Italia. Treno Italia. Ah, è Treno Italia, bene. Caro Igor, Che legnate dopo, che che legnate. Hai qualche domanda da fare al nostro caro Beppi che qua sta facendo un disastro. È scappato anche io. Pausa È in caffè. silenzio stampa perché secondo me domani non ti vuole neanche la radio a pezzi. Non ti No, vuole. a proposito, domani tutti collegati su Radio Fantasy e lì, Radio Pizza perché devo Radio a pezzi su Radio Fantasy. Ma senta un po', a proposito del Fascola, del Fiscola, Del fisco, si parla tanto del fisco, sì. quello che ha dichiarato la 1300 euro che se dopo ci avevo lo yacht a casa, insomma, ha visto? Paura! Cioè, ha visto quella Faccia notizia? capire un po' a tutti gli italiani. No, perché nel c'è stata Friuli. questa storia qua di quelle che ci ha avuto lo yacht parcheggiato, insomma, e ci aveva dichiarato solo 1300 euro. E lo yacht chi glielo manteneva? Insomma, chi lo manteneva con 1300 euro, cioè insomma, poverino, mi fa un po' che pena, insomma. 1300 euro in un anno, insomma, per uno yacht, Insomma, non è male, non è male. Insomma, E come la mettiamo invece con l'IMU? La tassa sulla casa? In che senso? abbiamo ancora dei limo? Sono finiti. Sono finiti, caro zio. Allora, cara Giulia, cara Alice, cioè,
le leggi sono scritte, no? Da tante persone in Italia, perché le chiamiamo persone che scrivono queste leggi, ma per chi le scrivono queste leggi? Per Ma chi? soprattutto perché? E soprattutto perché, come ben dice lo zio, perché? Perché? Ma le scrivono per noi perché ci deve essere un ideale di giustizia. Perché? E perché la giustizia è qualcosa di personale, non si può dare una definizione di concetto di giustizia e il legislatore deve sintetizzare i vari concetti individuali di giustizia. Ma secondo voi ci sono delle cose che in Italia non funzionano? No. No! Bella, questa è bellissima! Ha visto come si prende la laurea? Avete visto come si prende la laurea? Quindi gliela diamo qui? Basta dire no, che va tutto bene. Va sempre tutto bene. Tu cosa cambieresti a quest'Italia? È molto dura. Beh, sicuramente bisognerebbe iniziare a cambiare la legge elettorale, perché uno dei problemi principali è che chiaramente il cittadino non può scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Però proprio perché rappresenterebbe un cambiamento effettivo e un cambiamento significativo è la cosa più difficile da fare e è la cosa più lunga da fare perché nessuno riesce ad accordarsi al riguardo. Ma secondo voi è giusto tassare anche gli anziani che magari sono in case di riposo? Qui c'è una notizia che dice questo: niente da fare per gli anziani che sono nelle case di riposo e che debbono pagare l'IMU sulla casa, secondo quanto riferito alla fine dei lavori delle commissioni del Senato sul fiscale. La questione è solo oggetto di un ordine del giorno approvato dalla stessa commissione, in cui il governo si impegna a valutare le situazioni. Cioè, perché far pagare l'IMU della casa anche a qualche poveretto che magari si ritrova in una casa di riposo, insomma? Ma secondo me questa riforma ha rappresentato qualcosa di importante perché finalmente è stato fatto qualcosa. Cioè, il bello è che l'italiano si stupisce perché chi è al governo lavora. Cioè, solo in Italia accadono queste cose. Però sicuramente secondo me è stata fatta in maniera troppo tecnica. Cioè sono stati fatti dei tagli indiscriminati senza tener conto delle varie problematiche e differenziazioni tra anche la società e la complessità della società. Effettivamente i poteri forti non sono stati toccati più di tanto. Bene, noi giovani conosciamo bene anche lo zio che è meno giovane anche il Bepi. Noi chi? Noi giovani. Conosciamo gli articolo 31, no? Voi conoscete l'articolo 18? Perché? Se ne sente parlare. L'abbiamo definito o no questo articolo 18? Caro zio, vediamo cosa ci rispondono questi giovani d'oggi. Pare di sì, sono usciti oggi, no? Si sono messi d'accordo Bersani, Casini e Alfano. Quindi siamo a posto? Gli italiani possono vivere sereni? Possono lavorare in maniera serena? Non lo so, vedremo. Vedremo. Mamma mia, quanti quesiti. Caro Igor, sei tornato dalla pausa coffee o dalla pausa col direttore? Perché c'è il Beppi che vuole sapere se domani può venire o no alla radio a pezzi. Ma certo, Beppi, ma intanto ci sentiamo al telefono, quindi. Ciao Frizzi! Allora! Allora, ci sentiamo al telefono, dai, come sempre. Sì, le devo raccontare una storia Una storia, bene. Allora domani mi chiami quando vuole, dalle 20 in poi, mi raccomando. La faccio a pezzi, vengo sicuro. Benissimo. Ma il direttore Pezzi cosa prepara domani durante la trasmissione? Non lo so, lui è improvvisa continua. Improvvisa. È una cosa allucinante, è veramente un uomo di alto. Andiamo avanti. Ma a quell'ora magari per tutti gli amici della Radio a Pezzi cosa potrebbe preparare? Una cenetta, no? Lì su due mani. Io dal telefono è che mangio, insomma, però magari. No, Poma, guarda, noi abbiamo già cenato quell'ora, perché tutto lo staff si riunisce prima a cena e poi va in onda, quindi non si fidano di lei. È uno staff eccezionale, veramente. È uno staff. Sì. Però che bella giornata oggi. Ma dov'è sta gente? Veramente. La gente è qui perché questo è uno studio incredibile. Qui c'è una redazione impressionante, siamo in tanti. E poi c'è lo zio. Lo zio Beppi, c'è sempre lo zio, no? Abbiamo parlato di casa di riposo. Abbiamo parlato di casa di riposo. Dai. Ma voi sapete che Napolitano è stato truffato su internet? Lo sapevi, zio? Ma non ci credo. In che senso? Notizianza. Anche il Quirinale era caduto nella trappola, tanto da denunciare il caso alle autorità competenti. Ma sono stati migliaia gli italiani truffati online, convinti di scaricare software gratuiti
per un sito specializzato. E qui anche il nostro presidente smanettava. Il Monti voleva scaricare anche il software gratuito. No, Napolitano voleva scaricare il software no, gratuito. il presidente. Mamma mia. Pure quella. a 89 anni deve scaricare. Chissà che usi pure il tablet tu, lo usi? Lei lo usa il tablet? Come? Dai che c'è ancora la farina nell'orecchio. No, vuole ancora che gli dia un altro colpo per la farina? No. Allora facciamo così. Mancano veramente pochi secondi, dopo dovremo riannunciare la pubblicità. Lei è una barzelletta per noi? No, io non mi intendo di questa cosa. E tra poco invece entriamo con la sorpresa, che è una cosa per voi, insomma. Quindi, ma voi entrerete con la sorpresa? Sì. E che tipo di sorpresa sarà questa? O una sorpresa? È un po' segata la sorpresa. È un po' segata. Lui non parla romandio, parla italiano, quindi ci va da piano. Allora, abbiamo una non cosa preparata. Non gesticoli! Una cosa preparata da Tullio Contrattillo si chiama. Una cosa che ha preparato lui per Manda Biel. Mandi Biel. Cosa... Poi ce ne andiamo perché torniamo al lavoro. Lo dica. Rimanete sempre solo qua anche dopo la pubblicità perché arriverà la sorpresa, lo dica bene. Allora, rimandate sempre qui con noi. No, rimanete, no rimandate, se no questi qua vanno. Rimanete qui con noi che dopo il show Popa continuerà con questa bella trasmissione che va avanti fino alle 4 p.m. Sì? E ci sarà una sorpresa per voi, insomma, e per loro in particolare. Allora, Ricapezzolando, dopo la pubblicità rimanete sempre solo qua perché Beppi col suo assistente Diego? No, Tullio con 3 T. Tullio con 3 T, zio. Terremoto, tragedia e... Aspetta, Poma. Sì. Posso accogliere l'occasione per salutarvi perché io devo scappare adesso. Sì, io non rimango fino alle 16, me ne devo andare adesso, quindi saluto tutti anche gli amici in studio, grazie. Igor Pezzi, ci sentiamo domani alla Radio Pezzi dalle 20 alle 22, Radio Fantasy. Benissimo, grazie. Ciao Frizzi! Ciao Beppi, ciao. Che ti passion. Quindi rimanete sempre solo qua anche dopo la pubblicità perché ci sarà la sorpresa del Beppi col Tullio. Mandi Biel. E siamo tornati, qui è arrivata la sorpresa, siamo sempre in diretta, siamo a Mandi Biel. Siamo noi, come dice lo zio. Ce l'hanno portata la sorpresa, guardiamola, vieni qua Beppi a portarla. Allora, mi scusi se le do la faccia. Era fallo. Io l'ho mangiata a metà. Siccome è grande questo assistanta, questa stanza è grande. Allora, noi il signore che fa anche il trancio dello spizzo. Ma dove fa il trancio della pizza? La Pronto Pizza Artenia. Pronto Pizza d'Artenia. Pronto? Pronto pizza? Sì, ecco, noi, da che parte ci vede perché aveva fatto un bel la panna. No, zio, non distratti perché sennò ci rimane male, Beppi. No, intanto, questo è per anche lei, signor Sbronzi. Gliela do io una pizza, lo zio. Questo è per Mandi Biel, per il programma, insomma, di Mandi Biel da parte del nostro... Grazie, quindi possiamo mangiare. Possiamo fare un applauso al signore? Facciamogli un applauso, che pizza. Qui era scritto Mandi Biel. C'era scritto Mandi Biel. Con la panna però. Poi col trattore, per arrivare qua, insomma, un po' sballotta. E avete fatto la panna montata. Abbiamo fatto la tangenziale, quindi è pieno di buche. Allora, diciamo che voi siete artisti come i nostri artisti, come Florianci, ce lo conosci? Giordano? Ne conosco gente che sa vomitare sui muri, che fa anche qualcosa di meglio. Giordano non sa vomitare, è colui che ci non fuori tutto ciò perché... signor Giordano. No, Giordano, è questo, e Giordano adesso si sta ribaltando, Giordano, è questo Giordano. Questo è capace di vomitare. Questo è capace di vomitarti addosso, Giordano. Con tutto il mio raspatto. Noi ringraziamo Giordano per questi fantastici quadri, ringraziamo gli amici che abbiamo qui della Pronto Pizza. Ci diamo un colpo anche di farina in più così, perfetta. Qui salutiamo anche tutti i nostri padri, zio, gli amici Urbanaria, gli amici della Simpla, l'amico Dodo Sport, Tobia. Salutiamole tutte. Tu mi piange il cuore con quella pizza. Perché ti piange il cuore? Perché io l'avevo mangiata, perché lo fa un profumino. Comunque è argentino, vero? Diciamo origine un po' sì.
Argentino. Comunque è un bell'uomo, comunque. È un bell'uomo, latino. Questo baffo, il baffo tira, così dicono in Italia. Che Io voglio salutare tira. anche tutti gli ospiti della Serena Orizzonti, insomma, che seguono spesso della Serena Orizzonti. Ciao amici della Serone! Noi sappiamo che voi siete molto ma molto impegnati, quindi certo, sapete cosa facciamo adesso? Io mando un fantastico contributo degli amici della Casa della Musica di Cervignano, quindi un contributo supersonico. Se volete vederlo con noi dopo potete andare però, Mi raccomando, ci vediamo, ciao supersonico. Ciao. Siamo tornati, questa qui era Eliana Electric 4, incredibile, esplosiva questa donna, veramente esplosiva, direttamente dalla Casa della Musica di Cervignano. Il 25 marzo hanno fatto questa grandissima festa con queste 20 band, hanno suonato 25 ore su 24, erano sempre lì, quindi ringraziamo anche l'amico Franz Contadini. Caro Franz, mi raccomando, vi aspettiamo qui in trasmissione da noi, Caro zio, qui sono arrivate veramente tantissime mail. No, che dà delle esplosioni che sembrano colpi di pistola. Sembrano colpi di pistola. E chissà dove che si sparano. Ivan P si sta sparando lì, fa anche rima, Indovinate dove? Dove si sta sparando Ivan P? Potete dirlo, potete dirlo in inglese. In Olanda. In the Balls. In the Balls, bravissimo Giacomo. Comunque, perché?
Perché? Ma perché ci arriva dopo il perché? Ma a proposito di perché, ma tu sai perché il bue si sbatte la testa al muro? Sì. Sì, noi lo sappiamo. Perché? 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 Perché si fa la bua, signori. Perché vuole farsi la bua. È diverso. Vuole farsi la bua. E comunque qui arrivano tantissime mail. Salutiamo anche Giacomino Macorra. Giacomino Macorra, il nostro grandissimo Giacomino Macorra. Grandissimo, piccolissimo ma grandissimo amico. Grandissimo di fama. Anche perché è il nostro mini autore lui, tu lo sai o no? No, sì. Adesso lo sai. Caro Giacomino, sopportalo ancora lo zio, Anche Comunque perché è diventato Giacomino. un mister atmosfera. Comunque, allora mi ha dato la testa e quindi. Senti, leggiamo un po' di email. Qui c'è Adele che ci scrive. Ci vuole un Mandibiel in piazza? In quale piazza? No, ci vuole un Mandibiel in piazza! Perché allunga. C'è questo slang giovanile, no? Allunga. Quindi in quale piazza vuoi, Adele? Scrivicelo in quale piazza. Voi in quale piazza porterete Mandibiel prossimamente? No, perché devono portarlo anche loro. Ormai loro sono venuti qua, lo porteranno loro. Quindi porterete voi Mandibiel in qualche piazza? Perché questa esperienza è da portare in piazza. Dai, rispondete entro 2 secondi. 1, 2, 3. Piazza San Giacomo. Piazza San Giacomo. Io in piazzetta Lionello. Anche in piazzetta del Lionello. Anch'io. Beh, vedi, 3-1 abbiamo vinto. Abbiamo vinto, basta. Non giochiamo più con voi. Poi, domani ho l'esame della patente. Che paura, Lucia! Mamma mia. Ma Lucia, che paura di che? Se hai studiato e sai guidare non è mica un problema, scusa. È una minchiata, È una minchiata. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno a Margherita che fa 36. 30, possiamo dire. Tanto Margherita non sappiamo chi è. Margherita, mettiamo un bel Margherita. Margherita che compie 36 anni e salutare tutto lo staff di Mandibiel. Noi facciamo gli auguri Noi ringraziamo e facciamo gli auguri anche al nostro caro direttore. Direttore dopo lui ne fa 37, Il direttore? Sì. Grazie. Li porta male, li porta benissimo. Li porta benissimo. Voglio venire in studio, come devo fare? Per venire, Francesca! Non ti preoccupare, non è un problema. Quando vuoi. Come si fa per venire? Si prende la macchina, c'è il parcheggio qua fuori. Si paga. E le porte sono aperte, siamo come le concessionarie, porte aperte. Quindi non vi preoccupate, venite qui in via al 13°. Bene, comunque ciao Francesca. No, Loris, per te sono sempre chiuse. Tu devi rimanere a Pavia o a Bibbione perché il 21 aprile si riapre il Glow a Bibbione. Devi avermi spaventato, con la tua faccia da stupido. Cioè, ci vuole altro. Mi raccomando, fuori, prepara il forno della vedere pizza, io. prepara tutto. È incazzato, Loris è incazzato, Non ti preoccupare, Loris, 21 aprile. Questo scrive in inglese qua. No, puoi già anche in fulano, Udin in the place. No, Udin de place, anche in the place. Ma TH non si scrive in fulano. Ma sì, è un modo di dire Udin de place. Sì, comunque sappiamo cos'è, sì. Lo rifate quest'anno, ma perché lo facciamo noi? Lo rifacciamo noi tutti insieme, venerdì 18 maggio, insieme al sindaco Consel. Giovanni, ciao Giovanni. Poi questa mi salutate la Spangaro e questo è quel mandrillone di Luca. Luca, te la salutiamo noi. No, ma aspetta, non è finita. Poi dice: zio, baciala tu per me. No, qua te lo sei inventato tu, perché vuoi qua che è scritto. Vabbè, lui legge cose, metti gli occhiali, zio. Quindi comunque, Francesca, ti devo un bacio. Ti bacio anche Paroni. Ti bacio anche Paroni. Paroni invece è scritto il Poma. Ecco. Un saluto a tutti da Marzia. A tutti. Vabbè, questo qua è sempre lo slang giovanile. Questo tutti. Ma noi non lo diciamo, non si capisce che è giovane. In che senso? Ecco, nel senso che è giovane. Vai. Poi, mai l'arrivate. Ah no, questo è il testo. Non vedo l'ora di andare al mare. Anche io, Stefani, anche io. Anche noi. Ci sei già stato. Ho capito, ma io ci torno, ci voglio stare tutti i giorni. Allora tutti al mare. Io voglio l'estate tutto l'anno. Quante volte devo dire? Allora, se lui vuole l'estate tutto l'anno, mettiamoci la musica. Poi ma Beppi che era qua, è andato via Beppi. Ciao Beppi. Perché tu hai mandato l'email troppo tardi, caro Luca, capito? Perché dice che lo zio è sbronzo? Perché deve qualche Cabernet Franco col direttore. Ma non è vero, non lo so, non sa neanche lui perché. E udite, questa è tosta, Sapete come si ferma Messi? Come? Cioè Messi ieri ci ha fatto un culo così, ci ha fatto. Comunque bravo, complimenti a Barcellona. Complimenti al Barcellona, però l'arbitro ci ha messo del suo, però complimenti al Barcellona. A quanto pare Federico lo sa. Lo sa. Quindi tutti gli allenatori orecchio che adesso vi diamo. Attenzione, per fermare Messi tocca spegnere la PlayStation. Eccoci qua. E facciamo un applauso a tutte queste. Volevi darmi il 5, zio? Sì, Pallonetto, ti do il pallonetto io, dai.
Bravissimo! Bene. Cari ragazzi, noi qui oggi dovevamo parlare di cose veramente un po' più serie, no? Spicciole, Perché siamo con conteste. voi che siete due futuri avvocati. E lì Esse. in mezzo avete anche Esse. il diavolo però, Avvocatesse? Ma sempre avvocato si dice. Sì, ma secondo tu hai detto due avvocati? Allora, tu metti sempre i puntini sulle i, hai ragione. È come la Raffaella Fico, insomma. E a proposito salutiamo la Fico, cioè io la Fico, a te piace la Fico? È una bella ragazza, sicuramente. No, io ho chiesto a lui. Sì, credevo fosse per me. A te piace la Fico? Ho l'amorosa di fianco, ne parliamo dopo. Cosa significa? Perché Allora, lui mi ha capito, quello che pensa, non è quello che ha detto, lascia stare. quello che pensa lo zio legge oltre. Allora, visto che si parla di Raffaella Fico, andiamo a vedere cosa ha combinato la Fico per noi. Grazie a un mio inviato, Perché un la mio Fico, carissimo ma la inviato. Fico sa fare anche delle cose. Guardiamo che cose che ha combinato. Dai. Minchia, sti cazzi, ma allora- del mattino, la notte più calda di Udine, Sopecca! Avete capito? Avete capito? Cioè, quello che ha fatto ha tenuto una foto in mano e ha detto mandi bene a tutti. No, però, La però, Fico poi guarda, ti saluta. Salutiamo anche tutti gli amici del Minamoro che hanno avuto l'onore di averla lì. L'onore, insomma, dai. Beh, Diciamo che hanno avuto il dai, piacere. è un bel pezzo di figliola, così un bel pezzo di Fico. Eccoci qua, di Fico. Quindi, caro direttore, siamo ancora in fascia protetta, noi lo sappiamo, lo sa anche lo zio. Ma scusa, se si chiama Fico non è mica colpa mia, scusa, sai. Infatti, non è colpa di nessuno. Allora, mica in fascia protetta. Pensa Si dove chiama si Fico, insomma, le fasce... Io ho una cugina che si chiama Mazzoccola. E dico la verità, io la saluto anche tanto, la saluto. Quindi... Mazzoccola, ti saluto. Voi non mi credete, vabbè. Io prossima puntata vi porterò un videomessaggio da parte di mia cugina. Che io saluto tantissimo, saluto anche tutta la Puglia. Comunque, abbiamo gli amici Infostar perché abbiamo l'angolo high tech sempre presente in questa trasmissione. Parleremo di telefonia, di cellulari, di tablet. Pronto? Pronto, buongiorno. Ti sentiamo piano piano. Pronto. Ecco, adesso ti Siete? sentiamo di più. Buongiorno e benvenuto Andrea. Saluto a tutto il pubblico di Telefriuli. Grazie. Ciao Andrea. Si sente Ciao. male però. Oggi ti sentiamo un po' male. Che telefono stai usando, Andrea? Sto usando un cordless dei nostri. Senza fili. Devi usare uno smartphone, devi usare, no? Caspiterina. Mi sentite meglio? Senti, la domanda di oggi era questa per te. Si può vivere o no senza telefono? Si può vivere o no senza telefono? È una bella domanda. Beh, ti dirò che si può vivere senza telefono, ma non si può vivere a questo ritmo. Nel senso che il ritmo di vita che abbiamo in questi anni ci impone di essere sempre connessi e quindi il telefonino diventa uno strumento assolutamente necessario se si vuole essere connessi. Se invece ci si abitua a prendersi la giornata decisamente con più calma, allora si può vivere anche senza cellulare. E voi le giornate vostre sono calme? Mannaggia, magari, noi siamo sempre connessi. Voi siete sempre I connessi? tecnici hanno il Bluetooth integrato. Eccoci qua. Senti, qui abbiamo due avvocati, sai che abbiamo due Avvocatesse. due avvocatesse. Oh, due avvocatesse. è giusto? Due avvocatesse. Ma sai, avvocatessa mi sembra quel frutto della passione un po' di due avvocatesse, cioè non mi piace. Due avvocati, fa figo. Due avvocati. Senti, io devo denunciare un fatto. Qui ho anche gli avvocati. Lo denuncio? Sei scappato, sei. Io volevo denunciare un fatto. Mi senti? Di tipo, le compagnie telefoniche al giorno d'oggi ti fanno dei pacchetti all inclusive. Ti dicono con 29 euro io ti do da navigare di qua, di là, telefonate, sms,
casini, cazzi, mazzi, puffi, strapuffi, gargamella. Che cazzi non si può dire. E alla fine, cioè, io che non scarico praticamente nulla, ogni tanto arrivano delle bollette da 79, 100 euro. No, scarico in gabinetto solamente. Cioè, Appunto. come mai ci sono queste i cuccolate, si possono dire? È arrivato. Zio, è arrivato. Devi fare attenzione perché intanto quando ci sono questo genere di offerte eccetera bisogna sempre leggere 2 volte le scritte in piccolo, quelle in piccolo di solito Quelle che non si in leggono fondo un alle cazzo. pagine che nessuno mai ti fa leggere, che Ecco. però noi invece facciamo leggere perché il succo del discorso sta proprio lì. E poi devi fare attenzione soprattutto se quando viaggi, se vai vicino a paesi esteri, tipo se vai a Trieste o se vai a Tarvisio, perché rischi di andare in roaming e quindi pagare con una tariffa estera. Però ci vorrebbe più informazione allora, no? Perché Lo sanno tutti, non proprio tutti secondo me, perché al giorno d'oggi rivolgersi a persone che hanno la conoscenza e hanno l'esperienza per poter informare completamente il cliente. Qui in negozio noi facciamo attivazioni di telefonini e chiavette internet e queste cose le diciamo. Perché al giorno d'oggi io non devo andare a fare un contratto con l'avvocato, no? Cioè no, non devo certamente. sentirmi costretto, tra un po' sarò costretto però, Ma perché se poi gli avvocati sono tutte così, uno ci va anche Oggi spieghiamo tutto per filo e per segno come funziona. Ma anche ogni giorno, Bene. Allora, dopo questa delucidazione sui contratti, l'iPad 3 come sta andando? iPad 3 sta vendendo tantissimo, ci sono state un paio di problemini che sono nati su internet ma si sono risolti tutti. Ho Più capito. che problemini, illazioni, ecco. Voi usate l'iPad 3 o l'iPad 2? No, però se me lo regali, volentieri. Allora, hai capito? Andrea, prepara un regalo per il signore Giacomo, che- va sì, bene. di quello che sai, no? Cartone figo dentro il solito giornale. Glielo possiamo consegnare alla Fico. Quindi dove possiamo venire a prendere i regalini? Dove possiamo? Certamente, potete trovarci a Tarcento, Collato di Tarcento, strada Fontebana, chilometro 146, ci trovate qui e abbiamo praticamente tutto, dall'iPad a tablet Android tipo Samsung o Acer a tutte le altre marche. Ah, che bene, che bene. Caro Andrea, oggi avevamo fatto anche un sondaggio. ha detto Avevamo Android, fatto. Ha detto Android, Cosa è un hai capito, sistema operativo Android. Non ci posso dire! Grande, ho studiato. Paolo. Sembra quasi un nome di un cartone animato, no? Io che vedevo Chiascian, vedevo. Senti Andrea, il sondaggio di oggi era con quanti soldi può vivere al mese un italiano per poter star bene? C'era una canzone che faceva se potessi avere 1000 lire al mese, però era di qualche anno fa. Di qualche? Di qualche anno fa. Diciamo che adesso vivere bene dipende, diciamo che per vivere bene almeno 1500 secondo me. Ci potrebbe stare. Comunque dopo vediamo se il nostro DJ ci mette anche se potessi avere quelle 1000 lire al mese. Non ce l'abbiamo. Perché? Perché c'è crisi, Perché? Ivan, perché? Perché c'è crisi, mi dice Ivan, perché c'è crisi, ma non è possibile. Comunque, caro Andrea, noi ti salutiamo tutti lo staff della Welcome Infostar. Un saluto ai Mandi BL e a tutto il pubblico di Telefriuli. Grazie mille. Io volevo fare una domanda, Andrea. Allora Andrea, fermati là, ti vuole fare una domanda allo zio. Andrea, sai perché il cinghiale gli piace la cintura bollita? Perché? Lo sai te perché? No, non lo so, perché? Perché gli piace la cinghialessa. Cioè, avete capito? E con questa. Quindi non era una domanda questa, non era una E domanda. che cos'è? Quando dice sai perché non è una domanda? Ma tu quando Ma povero Andrea, Andrea, scusa scusa lo zio, devi scusarlo. Stai zitto, Andrea, hai sentito? Sappiamo come è fatto. Lo sappiamo. Sì, Ci vogliamo bene così. È fatto tutto da un pezzo, ti dico di che pezzo. Stai zitto che a Andrea gli piace così, stai zitto. Ma perché Andrea piace l'ambiguità. No, cosa stai dicendo? No. E il pomo cosa vuoi? Quello che lui ha in questo neurone che ha qua. Uno. Lo ripetiamo perché l'altro mezzo c'ha qui. L'altro dentro di te, l'altro mezzo. l'ha trovato questo qui e ha detto "Oh, che ci fai qui da solo? Guarda che siamo tutti giù". E avanti, lo zio avanti, e vai. In che senso? In quel senso lì, zio. Saluto ragazzi. Comunque, ciao Andrea. Ci salutiamo anche noi, adesso in diretta taglio il baffo dello zio, in diretta. Ma neanche se paghi. Prima o poi lo faremo, Ciao Andrea. Poi. Salutiamo tutti gli amici Più poi che Welcome prima. Infostar. Adesso senza offesa per le donne, però
Sai perché le donne se li mettono in forno microonde non scoppiano? Io mi dissocio, mi dissocio. Anch'io mi dissocio. Io mi dissocio. Ma I bambini si pezzettino. dissociano. Oh, aspetta, tu la pizza... Con calma per la pizza. Bene. Allora perché? Sai perché? Perché? Ti stanno già guardando Si può male. dire? Avvocato, e quello è un diavolo, ti avviso. No, perché hanno il taglio come le castagne. Eccoci qua. Caro direttore. Caro direttore. C'è un po' di risentimento da queste parti. Stanno segnando. Qua sono cavoli, Allora, visto che lo stanno segnando, un acconto, aspetta che pago prima. Tu paga, pago prima. Caro regia, facci vedere la Family Compilation, la prima vera Family Compilation, quella la prima fatta, quella che rappresenta anche il nostro caro amico Totò Antonio Di Natale. Esplosiva, esplosiva. La sta caricando. Intanto facciamo la pausina caffè, dai, che oggi non l'abbiamo fatta. Aspettando la Family Compilation, vai. Caffè, il primo caffè che fa nervosire gli avversari. Ah, no, avanti. No, l'udinese. No. Che ultimamente è nervosa perché l'udinese. Dicono che Guido se ne vada, Minchia che freddo. E cambio, Totò. Cambia sto caffè. Buonasera, Mandi Biel. Mandi Biel. E Bonde. Mandi Biel a Duci. Telefriuli, no? Tante fortune. Tante fortune. Gioellotti. Sì, scugninzo perché sennò chi... Attenzione, torniamo dentro. Anche la regia è nervosa. Non era questa la prima. Noi vogliamo quella con Totò. Perché? In quel senso lì. Vai, Family Compilation. Mandi Biel. Mandi Biel. Mandi, ciao a tutti. Saluti. Mandi Biel. O mandi a tutti. Mandi Biel. 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 Biel. Ferenca di Biel. Ed era che bellissimo. Intanto lo zio mi raccontava le barzellette. No, non è che ti raccontavo, ti dicevo cosa si potrebbe. Volevi che io ti dicessi, Allora che- zio, racconta quella però- barzelletta. Allora non vorrei annoiare le No, avvocatesse. se tu le lasci stare loro non si annoiano, Vero Alice? Vero? Beh, allora Raccomando il microfono, Allora una carina tra amiche, una dice all'altra: senti, ma secondo te questo vestito è troppo scollato? E l'amica risponde: beh, effettivamente si vedono i peli del petto, no? In che senso? Ma come dici? Io non ho mica peli sul petto. Allora è troppo scollata. No, niente, basta. Mi arrendo. Cioè, ridete per favore. Un applauso qua allo zio, un applauso. Mi arrendo. Basta. Vabbè. Ovazione addirittura, un'ovazione. Che È facciamo? solo pubblico maschile. No, non era. Il nostro pubblico, guarda, è veramente vario, è ampio, perché qua guarda lì c'è anche Mario che ormai non ne può più di rimanere in quella posizione, Però che consiglio potresti dare tu a Mario, Giacomo? Ma innanzitutto non credo che sia Mario in quella posizione, casomai gli italiani comunque. Ma secondo me lui si ritrova in quella posizione. Ma lui vuole dare un suggerimento agli italiani, capito? Sì. Il suo è un consiglio. Dall'esempio. Beh, se dall'esempio è bravo. Se dall'esempio è bravo. Purtroppo non dà l'esempio. In che senso? Purtroppo. Che dobbiamo fare, Poma? Che ora è? Dobbiamo fare una cosa molto importante. Intanto togli le mani. Lo perché diciamo? non vorrei che... Lo diciamo. E diciamolo. Stiamo cercando un tesoriere anche noi. Un tesoriere serio o un tesoriere di quelli che ci sono in Italia, che ce ne tanti? Uno di quelli che comunque quello che fa rendere le casse, no? Ivan P? Ivan P si Penso propone. che- E allora convincimi aspetta. Ivan, convincimi, una telecamera su Ivan, convincimi. Addirittura. Anzi, convincici. Ma su cosa? Su cosa devo convincerti? Non so, Vuoi essere il nostro tesoriere? a consegnare... Cioè, noi vogliamo consegnarti questi beni, vogliamo consegnarti. Ad esempio. Loro magari devi convincerci. Tu dopo una settimana me li raddoppi, ad esempio. Cioè, Raddoppio no, dai, iniziamo un 40% in più, dai. 40% in una settimana. Fare fatto. Avvocato? Secondo me in una settimana il 40%? Boh, forse troppo, il 30, dai. Ma cosa fai? 30? Fai il mago questo? 30 sì, 30 sì. 30? Guarda che ti do anche i pantaloni. Dai, toglito. Ma voi gli credete? I guadagni facili esistono? Etica.
Perché? Perché i guadagni facili esistono, sì, e in particolare in Italia, effettivamente. Solo forse. Solo, Quindi vedi che non forse. dico così. Però sì, diciamo che io vorrei fare il magistrato, quindi devo tenere un alto rigore morale, quindi mi dissocio altissimo, e- altissimo. Speriamo che rimarrà così fino in fondo, guarda, Giulia. Giacomo, secondo te i guadagni facili esistono? Esistono, ma a cosa portano? Da un punto di vista etico. Da un punto di vista etico sicuramente a nulla. E per te Alice, tu che vivi un po' nel tuo paese, no? Quello delle meraviglie. No, vabbè, sicuramente esistono. Esistono fin troppo, direi. Però sì, chiaramente dipende cosa uno poi vuole arrivare, cioè chiaro. Bisogna vedere cosa fa, insomma. Se fa marchette, appunto. giustamente sono soldi facili, però non è, insomma, nella... Comunque, se poi uno fa un lavoro serio che guadagna tanto, sono soldi facili, perché non fa un cazzo e guadagna tanto. certo. Non c'è niente che offende la morale, no? Soldi facili anche in questo senso. Ormai non è più la notizia del giorno, però la benzina tocca un nuovo record. Siamo quasi a 2 palline, Tu sai che 2 euro al l'italiano- litro. Sai che l'italiano una mattina adesso deve correre per arrivare prima dal benzinaio, prima che aumenti il prezzo? Si deve correre, Deve correre, deve correre, sbrigarsi, correre, deve correre. Però si parla finalmente di macchine che vanno con l'energia elettrica, No, no? con le Macchine ali, con le elettriche. ali. Se ne parlava 20 anni fa e quella volta lì erano tutte minchiate, così dicevano, No, però no, adesso erano- siamo costretti. Erano siamo- realtà, non erano minchiate, solo che i progetti, visto che devono speculare sulla tecnologia come in tutte le cose, devono specularci e ti danno una mollichina per volta. E poi c'è il cane della Hunziker di Ezio Greggio che minchia mi interessa il medio cane della Hunziker, lo spread, no? Torna sotto i 350 punti, no? Ma sì, tutte minchiate, insomma, noi qua facciamo fatica lo stesso, anche se si azzera sto spread è sempre faticoso. Noi per fortuna che la pizza Abbiamo la ce l'abbiamo. pizza. Noi abbiamo la pizza, Ecco. abbiamo anche la pizza Enjoy, quindi anche la pizza Enjoy. cari amici, anche questa puntata sta giungendo al termine, quindi potete venire qua insieme a noi, cara Alice, caro Giacomo, cari tutti, vieni anche Caro Poma, caro Giulia, anche Giulia, adesso mi metto cara metto regia, vicino anche al voi con Giulia, noi, perché la 20ª puntata sta buttando giù lo studio, La 20ª ma puntata non era. sta per finire, arriva con la pizza i vampiri, arriva con la pizza, quindi sapete cosa vi dico? No, l'ho letto Ecco, la poesia. No, non è la poesia, sono le parole del Vasco, il Blasco, ve lo conoscete? sì. Beh. Il mondo è vostro, è nelle vostre mani. Fate quel che cazzo che volete, ma fatelo bene. Quindi con questo vi diciamo Mandi Biel, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao a tutti! 11 aprile, non l'hai detto, eh? Sempre. La 21esima. Mandi Biel. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo